Oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Ieri ed oggi i principali palazzi delle istituzioni in tutta Italia si sono illuminati di blu. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella è fondamentale, dice, incrementare gli sforzi perché siano garantiti a tutti senza discriminazione e senza barriere l'inclusione sociale, l'accesso alle strutture didattiche e lavorative, l'esercizio dei diritti fondamentali. Vediamo con Maria Delia la storia di Riccardo, poi l'opinione dello psichiatra Roberto Keller. Quando ascolto la musica, quando sento un pezzo che mi piace, io sento dentro proprio un'energia, cioè sento che appunto mi fa stare bene. È proprio la musica e i suoi tanti diversi interessi, dal cinema al doppiaggio, hanno permesso a Riccardo di fiorire. Quando ero più piccolo mi estraevo anche un po' dalla realtà. Ogni tanto mi succede anche adesso, ma ho anche portato dei miglioramenti. La forza di sfidare l'autismo, di attingere ai propri talenti, una disabilità intellettiva che a vari livelli di gravità, in alcuni casi, si fa dominare. È lo sguardo dei diffidenti l'ostacolo più grande fra i coetanei a scuola. Io venivo escluso, venivo discriminato, venivo bullizzato. Il suo è un messaggio di resilienza verso altri ragazzi come lui. Consiglierei una cosa, cioè di provare a scoprire un loro talento e dimostrare agli altri che sono dotati di grandi capacità. Nelle persone adulte